Morsano al tagliamento, la battaglia dei sette. Au gringos! Nel corso del 400 i foresti che attraversavano il Friuli più di ogni altro erano i turchi. Secondo gli storici non avevano origini asiatiche, ma provenivano dalle regioni balcaniche o dalla Bosnia-Erzegovina e per questo li chiamavano turchi, proprio perché erano di etnia slava. Si muovevano velocemente, viaggiando a cavallo in gruppi piuttosto numerosi, armati di lance, arco e frecce. Saccheggiavano l'Istria, la Slovenia e la Carinzia, ma non disdegnavano far bottino nei villaggi del Friuli. Si racconta che nel 1477 ci fu lo scontro a Morsano, nei pressi del Tagliamento. Il 1° novembre, giorno dei Santi, i turchi saccheggiarono le chiese e bruciarono i villaggi, con tale furia che si vide una colonna di fuoco che andava dall'Isonzo al Tagliamento. 7 uomini della comunità di Morsano non si arresero e tesero un agguato ai predoni. Combatterono strenuamente, scacciandogli e rubandogli tutto. Il mercante Zozin, intento ad attraversare il Tagliamento, disse di essere stato attaccato da 7 uomini che si dichiararono innocenti. A questo punto seguirono 3 ipotesi. La prima è che i 7 di Morsano attaccarono il mercante scambiandolo per i turchi. La seconda è che i servi del mercante scapparono pensando di essere attaccati dai turchi. La terza è che il mercante volle fare il furbo, raccontando menzogne e appropriarsi di merce non sua.